Primo giro di giostra nel campionato di Serie D, amici della Wii Sport, noi presenti al Francoscoglio di Messina per la sfida tra Football Club Messina e Licata. Da una parte la formazione di mister Costantino, che dopo 2 vittorie in Coppa si presenta con entusiasmo, dall'altra parte invece quella di mister Campanella, eliminata la scorsa settimana dalla Coppa Serie D dalla Cireale 4-3, marchio di fabbrica del tecnico ex Vigor Lamezia, con Aiello Trepali sugli esterni in difesa, Casella e Brunetti al centro, Guidadamo e Domenico Marchetti a centrocampo, cabina di regia affidata al capitano Giovanni Giuffrida, ai suoi lati Alessandro Marchetti e a sorpresa Riccardo Correnti. Bevis infatti prende posto sulla linea dei tre in attacco insieme al neoarrivato ex Trapani Lucas D'Ambros e a Paolo Carbonaro. Proprio Bevis, il classe 98, origini francesi per lui, lascia sul posto Davide Dama dopo 20 secondi, entra in area di rigore. Bevis prova a trovare sul secondo palo Carbonaro, allontana però la difesa delicata. È un Football Club Messina che inizia a 1000 all'ora. Lucas D'Ambros riconquista il pallone, Carbonaro lo serve nel corridoio, viene steso così D'Ambros ed è calcio di rigore. Sono passati 2 minuti e il Football Club Messina ha una ghiotta chance per portarsi in vantaggio sul punto di battuta del calcio di rigore. Paolo Carbonaro, per lui 2 gol in Coppa Cormarina di Ragusa, affronterà l'estremo difensore delicata Ingrassia. Va Carbonaro, pallone all'incrocio dei pali, è il primo gol in campionato del Football Club Messina e arriva dopo 180 secondi, lo realizza Paolo Carbonaro, il terzo sigillo stagionale. La formazione peloritana, come detto, adesso fa divertire i 700 spettatori del Francoscoglio. D'Ambros su calcio munizione dal limite impegna il portiere Ingrassia, che stavolta risponde presente. Continuano a spingere i giallorossi con Correnti, il pallone viene deviato in area di rigore, prova a girarsi ancora Lucas D'Ambros, il pallone però finisce alto sopra la traversa del Licata. Calcio punizione allora per i gialloblu, prima chance offensiva anche per la formazione di Campanella. Il calcio punizione di Convitto trova l'attenta risposta da parte di Jacopo Aiello, che mette il pallone in calcio d'angolo. 50 circa i tifosi del Licata accorsi al Francoscoglio. Bevis supera per l'ennesima volta Davide Dama, continua Bevis a spingere, serve Carbonaro a memoria per Riccardo Correnti, apre il piattone, non riesce però a indirizzarlo verso l'angolino e la parata centrale per Ingrassia, ancora Convitto che invece impegna l'estremo difensore Aiello in 2 tempi. Si resta sull'1-0 ma spinge il Football Club Messina, triangolazione D'Ambros, Carbonaro, ancora Carbonaro, viene steso e arriva il secondo rigore di giornata per la formazione giallorossa. Paolo Carbonaro, dopo aver trovato il gol dell'1-0, potrebbe già raddoppiare. Parte Carbonaro, stavolta però il pallone si va a stampare sulla traversa, spreca la chance il Football Club Messina per chiudere virtualmente la partita a metà del primo tempo. 30 minuti importantissimi per la formazione di mister Costantino, ma arriva il calcio di rigore anche per il Licata per questo atterramento di Guidadamo ai danni del bomber messinese Antonio Cannavò, che allora ha la chance per trovare il gol dell'1-1. Parte il Gallo Cannavò che spiazza Aiello e riporta in parità il risultato, il primo gol stagionale per Antonio Cannavò in questa Serie D. Attenzione però al Football Club Messina che reagisce subito dalla destra. Alessandro Marchetti riesce a prendere spazio, mette all'indietro Carbonaro, se la porta sul mancino, rimpallato dalla difesa delicata, ma continua a spingere la formazione giallorossa. Correnti tenta dalla distanza, ancora una volta Ingrassia risponde presente, il pallone finisce in calcio d'angolo dal corner che ne segue, sfera che viene messa in mezzo. D'Ambros ha una spanna dal gol del vantaggio, ancora una volta il Football Club Messina. Un ottimo primo tempo ma poco incisiva sotto porta la formazione di Costantino. Finisce allora 1-1, fischia 2 volte il direttore di gara e manda le 2 squadre a riposo. Da una parte il gol di Paolo Carbonaro, dall'altra quella di Antonio Cannavò. Parte forte il Licata nella seconda frazione, proprio Cannavò sull'out mancino davanti Domenico Marchetti. Cannavò decide di andare alla conclusione, Jacopo Aiello riesce a mettere in calcio d'angolo la sfera dal corner. Attenzione alla ripartenza del Football Club Messina, scatenati i giallorossi in velocità con Bevis che prende campo sulla destra, ancora Bevis, inserimento di D'Ambros per vie centrali, preferisce invece servire Marchetti sull'out mancino. L'ex Palermo ci pensa un po', va al sinistro, pessima idea per il 2001 Riccardo Correnti, che non riesce però a trovare il bersaglio grosso. Nuovamente il Licata, qui il traversone che pesca Convitto in area di rigore, solita giocata di gambe per Convitto, se la porta sul destro a giro, non riesce però a inquadrare il bersaglio grosso il numero 10 del Licata. Continua a spingere il Football Club Messina, Bevis il migliore in campo senza dubbio dei suoi per Casella, il pallone torna sui piedi di Bevis, se la porta sul mancino il francese, ancora Bevis che però non trova la porta di Ingrassia, pesca dalla panchina allora mister Costantino, entra Alessandro Carrozza al posto di Lucas D'Ambros
attacca il Football Club Messina dalla destra, qui Marchetti pesca meravigliosamente Casella sul secondo palo, non riesce a chiudere. Kylian Bevis arriva con un secondo di ritardo sul pallone, il calcio punizione di Gabriele Guidadamo, qui impegna severamente l'estremo difensore in Grassia, entra Miele, fuori Alessandro Marchetti, poco dopo sarà il turno di Federico Chiappino al posto di Bevis, 6 minuti di recupero, calcio punizione di Carbonaro, Carrozza allunga sul secondo palo, Guidadamo non arriva all'appuntamento col gol, di lì a poco solo il triplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due squadre definitivamente gli spogliatoi, impatta per 1-1 il Football Club Messina nella prima gara del campionato contro il Licata. Settimana prossima sfida al Giuseppe Lopresti di Palmi. Amici della Wisport, un cordiale saluto e alla prossima.